Già a corto di mezzi la polizia perde un'altra volante, tutta colpa di un 25enne che guidando ubriaco e senza assicurazione ha messo fuori uso una macchina del commissariato di Conegliano. Per un furto di acciaio in un'azienda di San Vendemiano nella notte era scattato un allarme furgone, così appostati fuori dal casello della 27 per controllare i mezzi in transito, verso l'1:45 gli agenti hanno intimato l'alta a un Fiat Ducato bianco, ma il conducente non si è fermato, anzi il veicolo è sgommato via tentando di investire uno dei poliziotti. Ne è nato così un furibondo inseguimento fra le strade del centro, via Mare, via Garibaldi, via Manzoni, viale Europa, un tallonamento a folle velocità col fuggitivo che a un certo punto ha frenato di colpo, inducendo al tamponamento la volante. Oltretutto la Fiat Marea, nell'affiancare il fuggiasco per fargli nuovamente segno di accostare, è stata successivamente speronata sulla fiancata. A quel punto il giovane è stato però bloccato. Pablo Palmarini di Carbonera è risultato positivo all'alcol test con un tasso di 1,47, nonché privo di copertura assicurativa. Il ragazzo, che ha diversi precedenti penali, avrebbe spiegato di essere scappato proprio per il timore di incappare nel sequestro del furgone, il che è poi effettivamente accaduto, ma non è escluso che il giovane abbia anche cercato di evitare altri guai, visto che a bordo del mezzo viaggiavano un 19enne pregiudicato e una 16enne scappata da una comunità. Di sicuro i due poliziotti hanno rimediato 5 giorni di prognosi a testa e la volante dovrà restare ferma per un po'.